È un uomo, Nicola Crocetti, lo presento dal mio punto di vista, così come lui ci presenta un'antologia, diciamo così, con una selezione di autori che hanno caratterizzato la sua esistenza. Nicola Crocetti, per ragioni anagrafiche e anche per il prestigio che ha acquisito nel corso del tempo, è un pezzo anche della mia biografia. Nicola Crocetti ha sempre fatto cose che erano impensabili mentre le faceva e che poi si sono dimostrate assiali, istituzionali, normali dopo qualche tempo di attività faticosa. Nel 1981, quando io avevo 11 anni e ancora non mi interessavo di poesia, lui ha fondato una casa editrice. Dentro questa idea di poesia universale non c'è una concezione di poesia universale. L'ho posta maldestramente. No. Lo dico con soggezione. Da che parte cominciare? Qui ci sono 1500 poeti, e forse 2000 poesie circa o qualcosa del genere. Qualcuno mi ha detto: ma non ti sembrano troppe? Io per la verità ho pubblicato 4000 poeti, un po' di più di 4000, 65.000 poesie da 40 lingue. Quindi non è che ce ne sono troppe, forse ce ne sono troppo poche. Una cosa fondamentale, devo dire, a cui lei ha accennato, è il fatto che tutto questo ha un'origine ed sono le mie origini natali. Io sono di origine greca e questo ha segnato tutta la mia vita e ovviamente ha segnato fortemente anche il mio lavoro nel campo della poesia e questa antologia in particolare. C'è una poesia di un poeta greco-cipriota che nessuno conosce, si chiama Kostas Mondis, morto da anni, che dice Poeti greci, è intitolata. Pochissimi ci leggono, pochissimi sanno la nostra lingua, restiamo senza riconoscimenti e senza applausi in quest'angolo remoto. In compenso però scriviamo in greco. Scusa, ho detto che la prima antologia di poesia è stato Il cielo stellato. È una metafora che usate entrambi. Naturalmente. Questa del cielo stellato, dei numeri enormi. Sì. Non so da che parte cominciare, forse sì, dalla mia grecità, intanto per dire che la mia lettura del greco è la mia madrelingua, tanto per cominciare. Io ho vissuto in Grecia fino ai miei 6 anni, sono nato e ho vissuto fino a 6 anni in Grecia. E continuo ancora oggi, ho una sorella gemella, i miei genitori sono morti da molti anni, ho una sorella gemella con cui da quando eravamo bambini parlavamo in greco e continuiamo a parlare in greco. Lei accennava ai burocrati di Bruxelles. Io credo che i burocrati siano la rovina del mondo. Quelli di Bruxelles sono la rovina d'Europa e quindi anche la nostra. Questi hanno avuto l'ardire di definire la lingua greca, cioè la lingua di Omero, una lingua minoritaria, ma sono dei dementi, sono dei deficienti incolti. Questo è il problema. Gli uomini politici, nelle cui mani noi purtroppo siamo, sono ignoranti, ma ignoranti come asini. E si vede, i risultati, è una verità lapalissiana, i risultati si vedono. Cioè, se questo festivalino, che io credo di aver visto nascere, o comunque ho seguito fin dalle prime edizioni, che è una cosa meravigliosa nella sua pur limitata, nel suo limitato impatto all'interno di una nazione grande e popolosa come l'Italia. Se questo fosse un paese serio,
vi darebbero dei soldi per fare questa cosa, invece mi risulta che non ne danno. L'Europa che non vi dà neanche una lira, e questa è la riprova del fatto che l'unica cosa che interessa all'Europa sono ovviamente i soldi e la politica tedesca. Fare un'operazione di questo genere bisogna essere un po' matti, ovviamente, perché altrimenti non si fa. Di Brullo dovrei tessere grandi elogi, ma forse mi limiterò a leggere l'ultima frase della sua bellissima introduzione. L'incendio. Vediamo se la trovo. Dice: ci sono tempi in cui leggere una poesia da soli o in mezzo a una piazza ad alta voce sulla culla trono del proprio figlio, alla propria amata o al proprio amico, per far fronte comune al dolore o per bendare il cuore, quella belva suprema, cannibale e generosa, è un atto di sovversione, una scelta, un non prendere parte alla consuetudine dell'orrore. Leggere la poesia è un atto politico, è un atto umano. Si può attraversare un fiume e costruire una casa con una poesia. Gesto sconcertante, fieramente inutile. La poesia è sempre una ribellione, forse anche a se stessi. La poesia celebra la vita, addestra a morire. Questo non è un libro, è un incendio. Un immenso atto d'amore. Queste sono parole di Davide Brullo che io condivido pienamente. Mi veniva in mente mentre leggevo questo una domanda che fecero un giorno a uno dei maggiori poeti dell'Ottocento mondiale, Hölderlin, e gli chiesero: a cosa servono i poeti? Sappiamo cosa pensano i politici italiani, ovviamente, dei poeti, che sono degli scansafatica, dei perdigiorno e che non servono a niente. Hölderlin disse: servono a rendere meno miserabili i tempi in cui viviamo. Un altro poeta greco che mi è stato un po' maestro, anzi non un po', molto maestro, Yannis Ritsos, a proposito dei poeti diceva: sono gli inconsolabili consolatori del mondo.